Inizia con una vittoria il cammino ai playoff del Catania, decisiva la rete di Buà per battere l'Atalanta Under 23. Era una partita da portare a casa per aumentare l'autostima del gruppo rossazzurro. I tifosi sono dello stesso parere e guardano con fiducia al prossimo impegno. Sì, ha fatto vedere il Catania sicuramente delle belle cose, è più forte, però giustamente è sempre quella partita si deve giocare, se si gioca penso che problemi non ce ne abbiamo per passare il turno. Per quanto riguarda per andare avanti nei playoff, sicuramente più avanti, se andiamo avanti ci saranno squadre più forti, dobbiamo stare attenti, però ho il presentimento che Catania fa la stessa cosa che ha fatto in Coppa E Italia. comunque io ci credevo che il Catania la sfondava questa partita. Però diciamo che ho visto un altro Catania, un Catania aggressivo, grindoso, un'ottima partita a fatti di Catania. È stata una partita diciamo, sulla carta, diciamo, il primo tempo a favore Catania, il secondo tempo un po' di calo, però ci sta perché non potevo tenere mai un ritmo così alto e siamo passati in vantaggio nel finale. Comunque anche loro hanno avuto delle occasioni per poter pareggiare e tre palle gol l'hanno avuto all'inizio del secondo tempo. Speriamo bene diciamo, il ritorno che farà la stessa prestazione a Catania e cerchiamo di andare avanti in questa avventura. La partita di ieri è stata una buona partita, un buon primo tempo, secondo tempo così così, perché poi logicamente la squadra si è ritirata un pochettino, però abbiamo fatto un buon tempo. Allora, per il passaggio del turno problema non ce ne dovrebbe essere, i problemi verranno dopo il passaggio del turno perché penso che prenderemo squadre un pochettino più importanti e più di categoria. Viviamo alla giornata, è inutile che noi già quest'anno abbiamo preso troppe delusioni, quindi non andiamo avanti, almeno io parlo per me. Quindi andiamo avanti, vediamo quello che nasce, godiamoci questa sabato prossimo, ci vediamo queste altre due partite, forse per quello che ho capito con il Padova, mi sembra di aver capito, per i sorteggi che dovrebbero esserci. E poi vediamo quello che nasce, poi alla fine vediamo i conti. Noi ci speriamo per la Serie B. Intanto ieri si è visto che ci siamo. E Catania ti dico una cosa, in anteprima, vai in finale. Ieri ha fatto vedere che la squadra c'è, perché è superiore all'Atalanta 23 il Catania, e non male, questo è non male. Ora sicuramente incontriamo squadre più bastonate, però sicuramente Catania fa la sua grande partita, una città come Catania non può stare andarci. Questa è l'occasione giusta per andare in B. Sicuramente il 99% andiamo in B. Partita il countdown che porterà un Massimino Polveriera giorno 18 maggio. È come se il tempo si fosse fermato, ci si tiene per mano anche se il colore dei capelli non è più quello di un tempo. Si cresce, ma la fede resta senza mai abbandonarti.